Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In apertura i costi record ormai che hanno raggiunto il livello del gas, il caro energia spaventa ovviamente famiglie e imprese a tal punto che la Pittini di Osopo starebbe valutando la cassa integrazione da lunedì fino al 2 ottobre. Il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, lancia l'appello alla politica. Sentiamo. Il nuovo record del gas spaventa le imprese. Il governo Draghi studia il rimedio per evitare un autunno di ristrettezze per le famiglie e le imprese con bollette sempre più pazze. Il rischio però è già concreto fin da subito. Alcune aziende, in particolare quelle energivore come carta, legno, acciaio, stanno valutando di non riaprire il ritorno delle vacanze, semplicemente perché non conviene. È il caso della Pittini di Osopo, dove si sta valutando la cassa integrazione. La richiesta riguarda fino a un massimo di 751 dipendenti e potrebbe partire già da lunedì prossimo fino al 2 ottobre. A essere interessate potrebbero essere le produzioni relative alle linee di lavorazione sia a caldo sia a freddo. Il tema preoccupa molto Confindustria Udine. Il presidente dell'associazione Gianpietro Benedetti lancia l'appello alla politica. Il costo praticamente rispetto al giugno dell'anno scorso le aziende energivore lo hanno aumentato di circa 10 volte. Questo compromette la competitività, l'impatto sugli ordinativi degli aumenti dei costi lo dovremo vedere credo fra 2 o 3 mesi e probabilmente alcune attività dovranno ridurre le produzioni e ridurre le forniture. Ed è auspicabile che il prossimo governo abbia le persone competenti per poter gestire questa situazione. Ritengo che qualsiasi governo ci sarà obbligato a percorrere la cosiddetta agenda Draghi, che alla fine era un'agenda concordata con l'Europa per ottenere i finanziamenti, fondi, eccetera, eccetera, eccetera. E credo che questa debba essere perseguita per evitare situazioni ancora più problematiche. Parliamo ancora di lavoro, sciopero a oltranza da stamani in segno di solidarietà di tutte le maestranze delle imprese portuali relativamente all'attività della Wärtsilä Italia e quanto proclamato da FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti e UGL Mare. L'obiettivo, secondo quanto si apprende, sarebbe di creare un presidio in modo da bloccare il trasferimento di alcuni motori prodotti nello stabilimento di Bagnoli della Val Rosandra. Questi infatti dovrebbero essere caricati su una nave in arrivo questa sera nello scalo Triestino perché li consegni alla Daewoo. Si tratta di 12 motori pronti e già portati nella zona dello scalo. E ora la cronaca, un uomo di 52 anni, Walter Benci, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera tardi nella zona di Aquilinia a Muggia. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri l'uomo ha perso il controllo della moto nel quale viaggiava senza coinvolgere altri veicoli nell'incidente. All'arrivo dei sanitari del 118 l'uomo, al quale alcuni passanti avevano prestato i primi soccorsi, era già privo di vita. Piogge e raffiche di vento hanno interessato nel pomeriggio di oggi, in particolare la provincia di Udine, causando in alcuni casi lo schianto di alcuni alberi allagando strade. Una forte grandinata si è abbattuta nel capoluogo friulano e nell'Interland. Il vento e probabilmente la caduta di un fulmine hanno provocato la caduta di un albero, vedete in queste immagini, in via Divisione Iulia, strada che porta ad Artegna. Dopo la caduta della pianta è transitato un'auto che ha centrato l'albero, alla guida c'era un sacerdote che comunque non ha riportato fortunatamente alcuna conseguenza. Sul posto i volontari della protezione civile di Magnano, i vigili del fuoco di Gemona e anche il sindaco Roberta Mora. Questa è l'immagine invece che ci arrivano dalla bassa friulana. Esattamente a Lignano. Una telefonata notturna ha permesso di salvare il papà che era caduto rovinosamente in montagna ed era disperso. È quello fatto da un uomo di Pescara che ha allertato il soccorso alpino Friuli Venezia Giulia perché il padre, che percorreva il cammino celeste, non aveva comunicato il proprio arrivo alla tappa prefissata. L'allarme è scattato attorno a mezzanotte tramite i carabinieri di Pescara che hanno richiesto l'ausilio dei colleghi di Cividale e il ritrovamento è avvenuto verso le 8 di oggi. L'escursionista aveva sbagliato infatti sentiero ed è caduto per diversi metri riportando alcuni seri traumi. Le squadre di Udine del soccorso alpino che lo hanno individuato e affidato al soccorso lo hanno poi portato in
ospedale. Stretta nei confronti degli episodi criminali in Borgo Stazione a Udine grazie all'identificazione di alcuni giovani operata dagli operatori del reparto polizia giudiziaria. Alla visione delle telecamere di videosorveglianza e al monitoraggio della zona sono stati raccolti elementi tali da consentire 5 denunce, alcuni dei quali anche nei confronti di giovani ragazzi minori, per il reato di lesioni aggravate in concorso per un episodio avvenuto a fine luglio quando era stato aggredito un coetaneo. Denunciato anche un 15enne straniero che, pur non avendo partecipato direttamente al pestaggio, ha incitato il resto della banda. Il minore, lo stesso che nelle scorse settimane si era reso protagonista di una lunga serie di rapine aggredendo ragazzini che attendevano da soli in mezzi pubblici in autostazione. Si allarga il raggio di disinfestazione per la presenza del virus West Nile. Il trattamento interesserà lunedì notte, a partire dalle 23:59, anche l'abitato di Palse a Porcia. Sarà effettuato come avvenuto in altri casi nelle strade, nelle case private, nelle caditoie e tombini. Nel frattempo, come già avvenuto per Tolmezzo e Verzegnis, anche il comune di Palmanova ha chiesto il rinvio della disinfestazione al fine, si legge nella nota, di ricevere dalla struttura competente maggiori informazioni sulle aree interessate dall'intervento, e sia per dare una migliore informazione alla popolazione e anche a garanzia di possibili apiari. Inoltre la richiesta viene fatta anche in considerazione delle imminenti manifestazioni connesse alla rievocazione storica che avrà luogo dal 2 al 4 settembre, coinvolgendo anche l'area delle mura. Il Covid oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.452 test e tamponi sono state riscontrate 603 positività al Covid-19, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 155. Si registrano decessi di 2 persone rispettivamente a Gorizia e Trieste. E ora voltiamo pagina, sono state consegnate agli studenti meritevoli del Malignani le borse di studio nella mattinata di oggi, a donarle alcune aziende e realtà del territorio che con questo gesto, afferma il dirigente Carletti, dimostrano di credere nei talenti friulani e nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Sentiamo. Abbiamo chiamato i ragazzi meritevoli di essere premiati dai nostri sostenitori, dalle aziende, dalle associazioni, da liberi cittadini che offrono borse di studio per premiare ragazzi lodevoli che hanno percorso lodevolmente il loro itinerario scolastico. Questi ragazzi sono i migliori del Malignani. Sono di tutte le classi, dalle classi prime alle classi quinte, e abbiamo con questo rappresentato un apprezzamento anche per i ragazzi più giovani che entrano a volte con difficoltà nella scuola, ma che nel giro di qualche mese riescono a controllare quello che devono, che è il loro lavoro. È importante farlo perché rimane sempre una quota di dispersione scolastica nel corso dei 5 anni che vorremmo sconfiggere completamente. La dispersione scolastica nasce spesso da un abbandono. Io ho lodato molto le famiglie che sostengono i ragazzi, perché la presenza della famiglia nel successo del ragazzo deve essere una costante e deve essere una questione sistematica. Non può un ragazzo farcela da solo all'età tra i 14 e i 19 anni. E ora andiamo a San Daniele, dove si è registrato il pienone per la prima serata di Aria di Friuli Venezia Giulia, 36esima edizione della festa del prosciutto che, come nel 2015, si allarga alle eccellenze enogastronomiche della regione. Tantissimi i visitatori che, oltre a degustare il prosciutto, possono partecipare a numerosi laboratori e visite in programma. Sentiamo l'intervista. È ormai un rito che si rinnova da 36 anni. Aria di Festa ha fatto 36 edizioni, 2 delle quali Aria di Friuli Venezia Giulia, nel 2015 e oggi. Celebriamo non solo il prosciutto di San Daniele, ma anche i prodotti tipici di eccellenza della nostra regione, il Montasio, i nostri vini. C'è voglia di stare insieme, anche voglia di raccontare questa regione che non è solo cibo e enogastronomia, ma anche territorio e turismo, e per questo questa Aria di Friuli Venezia Giulia si è estesa dal 22 agosto fino al 31, coinvolgendo anche le località della nostra regione scelte assieme alla regione Friuli Venezia Giulia, che rappresentano dalle Alpi
all'Adriatico l'eccellenza del territorio friulano. Quest'anno edizione super speciale, 2023 torneremo a giugno, probabilmente anticiperemo in qualche settimana all'inizio di giugno. Quest'anno è l'anno zero di un'area di Friuli Venezia Giulia alla quale abbiamo voluto dare una veste nuova, non solo legata all'importante festa di San Daniele, al prodotto enogastronomico quale il prosciutto, ma fare una festa in grado di coinvolgere tutte le località del Friuli Venezia Giulia. Dopo 2 anni di attesa torniamo qui a festeggiare area di festa, area di Friuli Venezia Giulia. Diceva lei, il prosciutto la fa da padrone, il re di questa festa, ma insieme a lui abbiamo anche tanti altri prodotti delle eccellenze regionali, proprio per legare il San Daniele con altre eccellenze italiane e fare squadra tutti assieme per aiutare questo paese a risollevarsi e a guardare con ottimismo al futuro. Il Teatro Modena di Palmanova ha ospitato la presentazione dei calendari dei dilettanti e si parte domenica 4 settembre. Questa sera dalle 22 Telefriuli trasmetterà l'evento. Nell'occasione il presidente del comitato regionale Hermes Canciani ha illustrato le idee per il futuro. Sentiamolo. La nostra idea è di andare a snellire le varie categorie, creando una categoria di eccellenza, una categoria di promozione, 2 gironi di prima categoria, 3/4 gironi di seconda e poi ricreare la terza categoria, con una valenza per i campionati di eccellenza, di promozione di prima categoria regionali, per il campionato di seconda categoria interprovinciale, mentre per i campionati di terza categoria provinciale, per salvaguardare i famosi derby, le varie cose. Perché vedete, è facile dire tiriamo via una categoria perché comunque non ci sono distanze, c'è questo e quest'altro, però alla fine le categorie esistono perché logicamente ci sono livelli di calciatori diversi. Poi non pensiamo, noi non siamo gli amatori, noi siamo la federazione, dobbiamo prima di tutto far sì che i nostri ragazzi crescano e maturino nel nostro mondo. Vedo qui davanti in prima fila 2 presidenti di Serie D che sono, ahimè, gli unici 2, Sandro Midolini per il Toviscosa e Vincenzo Zanutta. Loro quest'anno si trovano ad avere 4 fuori quota e probabilmente tutti i fuori quota che loro hanno nelle loro squadre sono fuori quota che arrivano da fuori regione. Perché? Perché esistono alcune scelte, che sono scelte peraltro condivise dal sottoscritto, che prevede l'uso dei giovani, l'uso obbligatorio. Su questo poi andremo a parlarne. Quest'anno nella nostra regione per l'eccellenza e la promozione ci sono obbligatori impiegare un ragazzo nato dopo il 1 gennaio 2003 e uno dopo il 1 gennaio 2004. Ecco, questo è l'intervento del presidente Canciani, mi correggo rispetto a prima, non alle 22 ma alle 22:15 con Telefriuli che trasmetterà appunto l'evento. E per questa sera davvero tutto con la nostra edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per la vostra cortese fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.